I gatti non fanno niente la notte, eh. Centrini più gatti uguale danno assicurato. Adesso ho tolto il centrino perché veramente se mi fanno cadere la biscottiera sono danni anche per le piastre. Do da mangiare a Panna prima degli altri due, così sta tranquilla. Mi prendo i miei fermenti, gli integratori. Da ieri l'acqua calda di casa mia fa questa cosa, fa schiuma. Ci tengo a farvi vedere questi orecchini. Sono fatti in legno di cirmolo. Oddio, sì è cirmolo, aspettate che... Sì è cirmolo perché profuma. Sono in legno di cirmolo e li ha fatti la mia amica, quella che studiava a Padova, adesso deve iniziare a studiare a Venezia, restauro, e quella che abita qui vicino al mio appartamento. Ecco, li ha fatti lei perché suo papà la falegnameria e quindi lei insieme alle due sorelle ogni tanto fanno tutti i lavoretti quando hanno voglia di fare qualcosa oppure aiutano il papà insomma nei suoi lavori. E praticamente mi ha regalato questi orecchini per il compleanno. Non sono identici, mi fa, non sono identici ma non sono in grado di fare le cose uguali, però mi sono piaciuti tanto, hanno una forma strana, a me piacciono molto. Io c'ho il mio caffè latte con latte senza lattosio che fa schifo perché è dolcissimo. Ho fatto la pazzia di ordinare l'agenda nuova. Vorrei farvela vedere in anticipo, però no, non ve la faccio neanche vedere. Sì, non mi è arrivata, l'ho ordinata, comprata ieri sera, per cui mi arriverà tra un mesetto forse, su AliExpress. Io di solito tengo il cappuccio perché fa freddo qua dentro, quindi tengo la testa calda visto che sono pelata e poi ho freddo al collo, allora sto sempre qua tutta... No, vabbè. Adesso volevo andare su dai miei e vediamo se... Devo portare inglese a mia mamma che si deve copiare gli appunti e tutto, io ho già fatto tutto. Pinky! Ehi! Amori! Ciao! You're busy. Ciao! Ciao! Ehi, Betta! Ciao Bettino! Ok, è mezzogiorno e questi sono gli antipasti per il mio moroso quando arriva, intanto che aspetta la pasta. Adesso metto sull'acqua per la pasta, appunto. E è praticamente formaggio fresco, spalmabile e speck, quindi, e pane alla segale. Cioè va la caldaia, va tutto, e l'acqua dei termosifoni è entrata in contatto con l'acqua sanitaria, l'acqua calda sanitaria e quindi adesso adesso la proprietaria deve cambiare la caldaia per forza. È vecchia, ha 14 anni mi pare. Già l'anno scorso si era detto che bisognava cambiarla, si era detto, insomma era stato detto un po' così, però già l'anno scorso, se vi ricordate, abbiamo avuto tanti problemi con la caldaia, si è rotta 3 volte in inverno. In inverno ovviamente perché quando si rompe, quando c'è freddo, non quando c'è caldo, perché quando c'è caldo non usi, più che lavarti, l'acqua calda non la usi. Ti esce l'acqua calda con la schiuma? Cioè c'è già il detersivo? No, è da ieri che lo fa e non è una bella situazione perché ha anche odore. E gli ho detto al tecnico, guarda, ha odore, esce schiuma, mi fa esce schiuma, gli ho detto sì, infatti esce schiuma bianca. Sì, non è proprio il massimo, insomma. E allora devo usare l'acqua fredda. Il problema è che per lavarci dobbiamo usare l'acqua calda. Per quello che faccio la doccia e poi ho un prurito quando esco dalla doccia che non ne posso più. Appunto, sono stata a computer fino adesso che ho risposto delle email. Vorrei darvi già adesso la novità, la notizia di una novità
nel senso che mi ha contattato una televisione, un canale televisivo per condividere i miei video sulla televisione. Quindi il canale è Sei Mia TV e ho visto che ci sono tante creative su questo canale. Vi saprò dire le date, vi saprò dire un po' tutto quando mi informeranno, quando programmeranno anche i miei video, e ho dato il consenso e ho fatto proprio prima questo lavoro qua. E niente. Ma sempre riguardo all'acqua, cioè io ho sempre usato l'acqua calda del rubinetto per farmi il tè, perché si scalda prima poi, no? Anche per la pasta, io metto l'acqua calda nella pentola, l'acqua calda del rubinetto, della caldaia, la metto nella pentola, poi la metto sul gas, così si praticamente bolle quasi subito. Ecco, quindi noi abbiamo usato quell'acqua lì inquinata per fare da mangiare. No, veramente sono rimasta sconvolta. Sono armata di bollitore, che è quello che ha l'acqua un po' più, diciamo, meno inquinata rispetto a quella dei rubinetti. Però io adesso mi rendo conto perché ho tante irritazioni e non mi passano. Cioè mi sto curando da quasi un mese e non mi passa niente. Adesso so il perché. Adesso so il perché. C'è un raggio di sole, ma è tutto coperto il cielo. Alla fine sono venuta dentro all'Eurospin perché sì, lì a Borca costa troppo la roba, anche la sola acqua naturale costa troppo, e quindi l'ho presa qui all'Eurospin, visto che qua hanno 3 acque differenti naturali. Ho preso quella che costava meno e quindi ho speso 2,04 € per 12 bottiglie da 1 litro. Mi pare che siano da 1 litro, c'ho i dubbi, comunque 2,04 €. E poi mi sono presa un po' 9 bustine di pappa per i gatti, perché oggi non vado a far spesa al Lidl, probabilmente andrò domani a fare spesa, quindi niente, nel frattempo c'è uno che piscia di là. Nel frattempo sono venuta qua dentro, ne ho approfittato, avevo quei pochi soldi dentro, avevo 7 € e quindi ho speso 5,35 €. Adesso vado a casa, direzione casa, perché devo fare fuoco assolutamente. Vabbè, che bello correre, sono a 100 all'ora, ma a 100 all'ora con questa macchina sembra di andare tipo a 200. Ho le mani congelate. Sapete cosa vuol dire congelate? Veramente ghiacciate, perché fa freddo, non riesco a tenere i guanti perché guidare coi guanti mi scivola il volante e quindi non riesco, però ho le mani ghiacciate. Cioè, oggi ho dato anche una pulita qui e guardate, l'ho spenta, l'ho staccata dalla corrente, vedete che è staccata, e la pressione è questa, dovrebbe stare qui 1,5-2 massimo. Adesso mi prendo la legna, che così faccio un po' di fuoco. Qui tengo le stecchine, le stecche per accendere il fuoco praticamente. La legna ce l'ho lì, i miei guanti della legna, l'acqua, e sono da 2 litri. Io mi sono sbagliata a dirvelo. Queste qua sono bottiglie da 2 litri ciascuna, quindi buono, 2,04 €, sono praticamente 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 litri d'acqua. E niente, adesso devo fare fuoco perché in questo appartamento c'è veramente è un freezer. Rieccomi, quindi sono le meno 20 alle 3 di pomeriggio. C'è ancora il sole, che bello. Si stanno allungando le giornate. E mi sono appena accesa il computer. Mi metto qui sulla penisola perché così ho la tavola libera se mi serve. La caldaia è da cambiare e quindi adesso mi ha detto che il marito della proprietaria mi ha detto che il prima possibile fa venire qualcuno e insomma la fa cambiare. Sto ancora lavorando, questo è il blog. Al blog anche ieri ci ho lavorato dietro, ho programmato tutti i video. Allora, ho aggiunto la sezione lettori fissi che non l'avevo tolta e quindi l'ho riaggiunta.
E poi ho cambiato le visualizzazioni. Prima c'erano le visualizzazioni totali, queste sono le visualizzazioni di 30 giorni. Non sono neanche tante, io vorrei arrivare a 1000 visualizzazioni in 30 giorni, perché c'è chi ne ha 1000 al giorno, per dire. Ecco, devo sistemare le scritte perché non sono rosa, perché devo riformattare il testo e quindi devo farmi tutte queste modifiche adesso. Ecco, dovrebbero essere così. Quindi io mi metto di nuovo al lavoro. Intanto vengo a controllare la pressione. Guardate adesso dov'è la pressione e la caldaia è spenta. Infatti mi ha detto che c'è un rubinetto da chiudere, adesso devo guardare nel libretto, perché se no va in cioè mi espande dopo l'acqua, magari mi sveglio che c'è un lago per terra, e quindi mi ha detto di chiudere il rubinetto, quello d'entrata dell'acqua, penso. Perché quello che c'è là sotto giallo è del gas, mi ha detto, il primo lì. E quindi devo trovare, questo qua sotto dovrebbe esserci qualcosa. Ecco, devo chiuderne uno stasera. Sì. Buongiorno, adesso ci vedo meglio, sono tutti puliti. Sono lavata la faccia, ho fatto un lavaggio a pezzi, diciamo, e dovrei lavare i capelli. Quasi quasi vado su dai miei a lavarli, perché qua io non mi fido a usare l'acqua questa qui, perché è venuta fuori la schiuma anche da quella fredda prima, e quindi sì, dicono che basta aspettare. E questo? Guardate cosa ho trovato. Oh. Vabbè, questo poi non l'ho capita. Cioè, questo è l'aggeggio dello stoppino della candela. Ma io non l'ho messo lì. Tecnicamente vi spiego. Vabbè, finisco il discorso di prima. Non mi fido a usare l'acqua del rubinetto. Detto questo, adesso ho capito. Praticamente io ho messo la candela qua sopra il forno, questa qui, perché non brucia più. Ieri ho provato a accenderla, non bruciano più gli stoppini, e quindi è partito la base dello stoppino. Si vede con un po' di calore, è partita e è arrivata fino alla via dalla cucina. Non lo so, non lo so. Non chiedetemi niente. Ho il caffè latte qui. Sono praticamente le 10:05. Ora che ho fatto tutto, ho già dato a mangiare ai gatti, ho già fatto tutto, per cui ho iniziato a vloggare un po' tardi. Prima mi è arrivata la mail della spedizione dell'agenda, quindi è partita oggi, sono contenta. Vado a lavare i capelli. Ciao a tutti. Mi è appena caduto tutto. Oddio. Cioè, io non posso iniziare dei video così. Sono a Tai, se sentite l'audio diverso è perché ho sugli auricolari. Guardatele, sì, sono dentro la macchina, quindi non si vede granché. Cioè, c'è il vetro sporco. Le montagne tutte colorate dal tramonto. Sono truccata, perché ho registrato un video. Questo è il piercing che ho preso da Wish. È finto piercing al naso.
Sto aspettando mia mamma che è andata a prendere la pappa per le gatte qua al Prix. Ho avuto novità per la caldaia. Lunedì dovrebbe arrivare e martedì dovrebbe venire il tecnico a montarla, cioè a togliere quella vecchia e mettere quella nuova. Quindi andrà via tutto il pomeriggio di sicuro. Adesso andiamo al Lidl. Però intanto mi inizio a montare dei video, che così mi passo il tempo. Visto che ho preso gli auricolari posso fare questo lavoretto. E niente. Ciao ciao. Eccomi qua, è una nuova giornata, solo che vorrei raccontarvi una cosa ma non posso. È una cosa che è successa, ma non posso perché questi video li vedono tutti e quindi non posso. Comunque mi viene da ridere, lasciamo perdere. Ieri sera abbiamo acceso il riscaldamento perché c'era freddo. E la pressione della caldaia è andata tipo, se c'era il 5 o il 6 come numero, era 5-6. E allora abbiamo dovuto staccare tutto, staccare anche il rubinetto della caldaia, tutto, perché e così si è abbassata. Stanotte si è abbassata la pressione. Quindi adesso appena arriva il mio moroso gli faccio riattaccare tutto, perché bisogna scaldare questo appartamento perché è congelato. E intanto ho il dehumidificatore che va, così scalda anche un po'. Ma non c'è umidità, veramente è proprio freddo. E adesso la pressione della caldaia sì, è scesa. La doccia l'ho fatta su dai miei, per forza di cose, perché qui la pressione era troppo alta. Ieri sera sì che io non mi fido neanche a mettere il riscaldamento, perché dopo quello che è successo ieri sera, che col riscaldamento è andata su tantissimo la pressione, non mi fido più neanche attaccare quello, però c'è bisogno perché siamo in inverno, c'è freddo, qui fa meno 8 gradi di notte e quindi voglio farvi vedere questa borsa qua. Questa borsa è vecchissima, ha tantissimi anni, me l'aveva regalata mia nonna, l'avevamo presa da Pittarello. Ha una tasca anche interna e poi ha le taschine quelle solite aperte così. E questa me l'aveva regalata proprio lei e ha questa fascia che chiude praticamente. È bellina. Poi questo si può usare come portachiavi volendo, che è uguale alla borsa. E questa praticamente l'ho usata oggi e c'è anche la tasca sotto, oltretutto. Qua sotto c'è la cerniera e sotto ci puoi mettere, che so, un paio di ciabatte o qualcosa. No, veramente carina, è grande e l'ho usata oggi per portarmi dietro la roba che dovevo lavarmi e quindi ho portato i vestiti puliti e la roba per lavarmi. Buongiorno, sono molto ben pettinata, devo dire. Sì. Adesso devo andare a comprare, oggi è venerdì, devo andare a comprare il sale grosso perché mi serve. E poi devo... basta. Vabbè, pomeriggio vado a fare una passeggiata. Pomeriggio, dopo pranzo, a che ora è che mi ha detto? Alle 2. E vado a fare questa passeggiata. Poi devo essere a casa per le 3:15 almeno, perché devo andare a inglese alle 4. E devo prepararmi un po' prima e poi, insomma, tutti i miei traffici da fare. E quindi voglio essere a casa un po' prima e poi fino alle 6 penso di non tornare più a casa, perché 5:30 finisce inglese e poi sto con mia mamma, quindi niente, tornerò a casa stasera. Quindi adesso ho messo una lavatrice a andare e dopo la stendo. Ho messo quella da 1 ora. Chi è che fa i dispetti alla mia gatta? Ehi, lasciatela stare voi due, via! Via Pepe! Povera panna. A me ti fanno i dipetti. Povera amore. Quei due maschiacci lì ti fanno sempre i dispetti. Perché sono due maschiacci, panna. Capiscono niente. Ecco. Oppa. E niente, i gatti hanno mangiato, ho già fatto tutto, ho già fatto il letto. Devo solo vestirmi e andare via. Volevo farvi vedere i centrini che ho preso all'Eurospin. Sono da rifinire perché vedete che ad esempio qua ci sono dei pezzi che non c'entrano. Comunque li ho messi qua in camera, uno lì e uno qui. Ho tolto la roba rossa di Natale. Questi sono i miei guanti secolari. Sono veramente vecchi. Questi ce li ho
io penso dagli anni 2002-2003, penso, questi qua, se non più vecchi ancora. Veramente sono antichi e così la tengono caldissimo, sono una meraviglia. Poi vabbè, le dita basta ficcarle dentro all'aggeggio lì e tiene caldissimo questo pezzo di guanto che svolazza adesso, che è mezzo rotto. Devo aggiustarlo. L'altro guanto invece è ancora perfetto, questo invece si era un po' rotto il filo e quindi si è scucito. Questi sono veramente secolari e vanno da Dio. Li usavo andare a pattinare e per quello so che sono caldi e li uso quando devo starli fuori, li uso perché almeno le mani rimangono calde. Adesso vado a riempirmi le bottiglie dell'acqua e la lavatrice sta, penso, finendo, sta centrifugando, sta risciacquando. Ok, metto la mia giacca, anche questa qui è vecchissima, questa giacca qua non so di che anni è, ma anche questa è veramente antica, è della Sweet Tears. Zeppi! Gastone! Gastone! Silly! Chippy! Chippy! Chip! Chip! Chip, 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 chip! Le ore volano, sicché io vado a fare una passeggiata, la famosa passeggiata che dovevo fare, vado adesso che sono le 2. Sono già in ritardo perché mi ero messa a preparare le cosine per l'agenda e quindi sono già in ritardo. Quindi adesso vado su e si vede che non mi sono pettinata oggi, non importa, a me non me frega niente. E vado perché sono in ritardissimo. Io lavo i piatti, parlo piano perché mio moroso è già a letto. Spero che sentiate qualcosa. Io lavo i piatti, sono le 9:30 circa e basta. Quindi adesso mi metto, avete visto, mi metto a decorare un po' queste cose per l'agenda futura e sto già preparando le varie cosine. Sì, Panna ha fatto miau. Ma in realtà non vuole da mangiare, perché gliel'ho dato prima, quindi boh. Comunque, il weekly vlog finisce qui. Spero di avervi comunque tenuto compagnia, anche se magari mi sono ripetuta nelle cose che ho detto. È per tenermi compagnia a me stessa e quindi registro questi video e poi ve li metto online, ma comunque è per tenere compagnia più che altro a me, perché sono sola tutto il giorno, quindi è più che altro per me. Serve a me come sfogo e quindi niente. Detto questo, sono stata all'Eurospin con mia mamma dopo la lezione di inglese e niente, siamo andate giusto per prendere 2 cose per lei e basta. Adesso sistemo qui, lavo tutto e ho il piccolino che mi guarda. Non si vede. Vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video. Ciao!